Anguillara Veneta, Galzignano Terme e Baone sono bandiere verdi d'Italia, comuni che hanno saputo valorizzare storia, tradizioni e territorio anche promuovendo produzioni agricole tipiche come sono la patata americana ad Anguillara Veneta, l'olio extravergine d'oliva a Galzignano Terme e i piselli a Baone. Un riconoscimento che hanno ricevuto in Campidoglio e che premia chi si è distinto nella tutela dell'ambiente e del paesaggio, valorizzando i prodotti tipici, utilizzando razionalmente il territorio e migliorando la qualità della vita in queste aree. La nostra provincia ha delle emergenze ambientali ma anche tante veramente situazioni ottimali. I nostri colli lo rappresentano, ma anche il lavoro svolto da Anguillara sulla valorizzazione del prodotto ne è un esempio. Il lavoro duro dei sindaci delle istituzioni locali che poi alla fine producono non soltanto un ritorno per loro ma per tutta l'economia. Io credo che non solo salveremo il territorio ma il territorio e l'agricoltura possono salvare anche la nazione. Proprio di ieri una statistica dice che il 51% degli italiani sono convinti che l'agricoltura può dare prospettiva alla nostra economia e può dare grande occupazione ai nostri giovani. È la dimostrazione di come l'innovazione possa coniugarsi splendidamente con la tutela del territorio e con le sue tradizioni. Galzignano Terme, ad esempio, si trova all'interno di un parco naturale e ha realizzato un laboratorio di educazione naturalistica con tecniche di bioarchitettura e ha trovato nella produzione dell'olio d'oliva extravergine una fonte economica assolutamente compatibile con l'ambiente dei Colli Euganei. Noi abbiamo organizzato da circa 15 anni un premio, il premio Olio Euganeo, e questo premio ci ha aiutato ed ha aiutato i produttori a migliorare nella qualità, ad impegnarsi sempre di più vedendo riconosciuto il loro lavoro. Il nostro è un territorio piccolo dove si cerca di fare le cose puntando alla qualità e il premio Olio Euganeo ha aiutato a far conoscere e a far capire questo. È un modo anche per magari avvicinare chi apprezza questo prodotto a un'area molto bella, un'area sicuramente naturalisticamente importante, alle terme. Insomma, in un momento come questo è importante fare squadra e cercare di fare le cose insieme. Rimanendo all'interno del Parco regionale dei Colli Euganei, anche il Comune di Baone ha puntato sulla tutela del territorio e del paesaggio come prospettiva di sviluppo per l'agricoltura e il turismo in quest'area, destinando alle sole attività residenziali ed agricole l'intero territorio del comune, famoso per la produzione dei piselli. E quindi abbiamo fatto una scelta molto precisa di non destinare nel nostro piano regolatore, nei nostri strumenti urbanistici, nessuna area per l'industria, per l'artigianato, ma destinare il nostro territorio alla residenzialità e all'agricoltura. Abbiamo cercato anche di far comprendere il legame che c'è tra i prodotti del nostro territorio e la valorizzazione del nostro territorio. Un caso diverso è quello di Anguillara Veneta, comune vocato all'agricoltura, dove la produzione della patata americana è storia antica. Attraversato dal fiume Adige e rimasto ai margini della industrializzazione del Veneto, oggi Anguillara Veneta si presenta come un territorio intatto che ha molto da offrire a chi ama il contatto con la natura. Adesso che l'artigianato soffre, che i capannoni restano vuoti, avere un territorio intatto noi speriamo sia un fiore all'occhiello, un qualcosa da sfruttare, almeno abbiamo le potenzialità per un altro tipo di economia che speriamo possa venire avanti. Il prodotto locale c'è il territorio, stiamo lavorando anche per esempio con i GAL per produrre dei percorsi mirati e gustare l'ambiente e anche l'architettura rurale che non è secondaria. Tre realtà che hanno saputo coniugare crescita e sostenibilità ambientale senza dimenticare la propria storia e le proprie tradizioni, un modo di fare economia che non si improvvisa e che deriva da scelte consapevoli che devono essere perseguite con costanza nel tempo, ma che allo stesso modo può offrire soddisfazione anche economica duratura a chi opera in queste zone. La capacità di creare anche un circuito tra zone diverse può favorire uno sviluppo ulteriore di quelle aree che sono un po' dimenticate perché sono fuori dal circuito tradizionale. Credo che invece all'interno di un contesto così di recupero e di valorizzazione si può anche dare nuove risposte a quel territorio e quindi anche risposte economiche ai cittadini di quelle aree.